Lo vede 100 vetrine? Sì, sì, lo vedo. Le piace? Sì, molto. E lo sa che fra 2 settimane saranno qui Ettore Ferri e Laura Beccaria? Sì, anche se questi sono i nomi d'arte, non so. Lei ci sarà? Non lo so, vedremo, farò il possibile. Nel caso non dovesse esserci, non dovesse avere occasione di parlarci personalmente, vuole lasciare un videomessaggio? No. Come? Non ha niente da dire? No, dico che sono bravissimi tutti e due, e specialmente Ilario Alpi, che è un grandissimo attore di teatro e di cinema. E se il signor Alpi la invitasse fuori a cena, lei accetterebbe? Non so, forse. E sarebbe un pochino emozionata? Un po'. Senta, ma secondo lei qui alle ginestre succedono gli stessi intrighi? Ci sono gli stessi intrighi che nel centro commerciale di 100 vetrine? No, penso proprio di no. Lì ci sono troppi intrighi. Però almeno quelli un po' più semplici, quelli amorosi. Sì, questo sì. Ma mi sta dicendo sì con questa faccia perché lo sa o perché lo deduce? No, perché lo deduco.